Mostra organizzata dal Circolo degli Immigrati, la più visitata tra quelle dedicate a una regione europea, resterà perciò aperta anche a settembre. Ai berlinesi un mese non è bastato. Si sarebbero dovute concludere a fine agosto le giornate della cultura sarda. Continueranno per tutto il mese di settembre al Museo delle Culture Europee della capitale tedesca. Con i suoi 7.500 visitatori, secondo i responsabili del museo, è stata l'iniziativa dedicata a una regione europea che ha registrato il maggior afflusso di pubblico. Una manifestazione che è stata realizzata anche con il contributo del Centro di Cultura Sarda. Successo che testimonia l'interesse, il desiderio di conoscere la Sardegna, la sua cultura, la sua storia e il suo popolo, di entrare in contatto con l'isola di oggi e con quella di ieri. È lo sguardo del cercatore tedesco, quello che illumina e ombreggia le fotografie della mostra La Sardegna vista da dentro, vista da fuori. Un incontro che sembra un'affascinata collisione di mondi sincronizzati su epoche diverse. Le immagini catturate da Erlinde Kölbl, gli atti della sua investigazione del paesaggio sardo, quelle di Bernd Lose, note appunti visivi della perlustrazione antropologica dell'isola negli anni 30 e 40. Un'attrazione che si solidifica nell'inchiostro salmastro, nella luce, nei cristalli letterari del contemplatore solitario Ernst Junger tra le pagine di Terra Sarda. La comunità isolana conta circa 1000 persone a Berlino e nelle giornate dedicate alla Sardegna non c'è soltanto il sole, il mare, le spiagge di un mezzogiorno lontano e abbagliante, ma presente e futuro, debiti e crediti con la propria storia, la vita, le vite di una scheggia d'Europa conficcata nel Mediterraneo.